Nasce oggi una nuova istituzione scolastica, il Gallo con il Leonardo Sciascia. Oggi è il primo giorno del nuovo anno scolastico, come sempre c'è ansia, c'è trepidazione, c'è anche la voglia di rivedersi dopo l'estate, ma per noi dell'Istituto Gallo Sciascia questo giorno è particolarmente importante perché si avvia una nuova stagione per la nostra scuola che sicuramente rappresenta una sfida per la complessità dal punto di vista didattico, dal punto di vista funzionale, però nello stesso tempo è uno stimolo a far sì che questa nuova istituzione scolastica possa veramente rappresentare per il territorio, per la città di Agrigento, un riferimento culturale, un riferimento importante per i giovani, per le associazioni, per gli enti, per tutti quelli che collaborano con la scuola. È il primo esempio di polo tecnico professionale della nostra città e della nostra provincia e questo gli dà un grande carattere di modernità e di apertura in ossequio a quelle che sono le disposizioni ministeriali che negli ultimi tempi dedicano la massima attenzione a quella che è l'istruzione tecnica e professionale perché è considerata proprio il volano per lo sviluppo di un territorio. Offriremo da quest'anno ai nostri giovani un ventaglio di opportunità formative notevoli che vanno dall'istruzione professionale con l'indirizzo enogastronomico ai diversi indirizzi del tecnico-tecnologico, veramente un'offerta formativa varia, un'offerta formativa di qualità perché questa istituzione scolastica che oggi comincia a muovere i primi passi è in realtà un'istituzione scolastica che poggia su un forte, su un importante corpo docente, sia dell'Istituto Gallo che ormai dirigo da 2 anni, sia dell'Istituto Sciascia, dove si lavora con passione, avendo come obiettivo la crescita e il benessere dei nostri ragazzi e per aiutarli nella loro formazione non solo culturale ma anche umana. Quindi entusiasmo è la parola che sento di pronunciare oggi sia da parte mia che da parte dei miei collaboratori, sia docenti che personale ATA.